davanti alla battistrada che si presenta al comando con Falena Baia che ci prova. Fabiana Junior nel tratto conclusivo attaccata da Falena Baia, Fabiana Junior e Falena Baia che la avvicina al suo esterno, Falena che ci prova fino in fondo, Fabiana Junior che oggi fatica un po' più del solito per venire a griffare questo Agris Sardegna davanti a Falena Baia, Faraone De Nule e Foradada. Quindi altra affermazione per Fabiana Junior che rimane imbattuta in Italia, solo in Francia è stata battuta a Tarbes nella sua unica uscita in terra straniera e qui continua e chiude da imbattuta il 2024 che l'ha vista assoluta protagonista con in sella sempre Ivan Herreras per i colori del signor Costantino Calareso al training del signor Salvatore Muroni Junior. Sì, lei ho fatto sempre il passeggero, oggi diciamo mi ci ha fatto mettere un po' del mio e la trasferta in Francia l'ha pagata, ancora se ne deve liberare, però come sempre abbiamo vinto. Senti Ivan, ti chiedo solo una cosa, se negli ultimi 200 hai temuto di perdere? No, non ho mai temuto perché sta orecchio dritto, però dalla parte di là in curva di solito lei sfriziona, mette la quarta, la quinta e mi giro per guardare dove sono gli altri. Oggi lì l'ho sentita un po' che voleva essere aiutata, però non ho mai pensato da perdere. Bene, per Fabiana Junior tutto bene, ciò che finisce bene per tutto il team, complimenti Ivan. Sì, adesso questa la chiudiamo in bellezza, ci rivediamo a Chilivani, va a riposo, ricarica la batteria e la rivedremo a Chilivani. Complimenti ancora. Grazie mille. Costantino Calareso dalla taglia dell'Agris offerta appunto e consegnata dal dottor Alessandro Beccu, amministratore unico di Prometeo SRL. Costantino Calaresu, come ho detto a Ivan, ci troviamo per la 7ª volta in stagione, ancora a celebrare Fabiana Junior, una cavalla insomma che abbiamo osannato tutta la stagione, oggi una vittoria sofferta, forse la prima della carriera. Sì, purtroppo lei un po' l'ha presa male il viaggio della Francia e non ha più recuperato come... Infatti hai visto anche tu sudata dall'inizio, senza... però la classe è classe, anche con 67,5 kg si è difesa bene, dai, meglio di così. Senti, ora ci chiediamo tutti cosa farà Fabiana Junior, essendo una femmina di classe, andrà subito a fare la mamma oppure gli concedete un altro anno di attività? Ma ancora non abbiamo deciso niente, dai, tutto da decidere, vediamo un po'. Decideremo con calma, adesso lo facciamo riposare, poi si vedrà. Sì, ovviamente c'è tempo per prendere decisioni e ponderare la situazione. Io vi faccio i complimenti a tutti quelli che hanno fatto parte di questa cavalla, dall'allevamento alla portarla in corsa, a tutto il team, perché avete insomma presentato quest'anno una fenomena. Grazie anche a voi per il lavoro che svolgete, complimenti anche a voi. Al 2025. Ci speriamo, auguri per tutti, per gli allevatori e per tutti. Grazie. Vicina al suo esterno Falena che ci prova fino in fondo Fabiana Junior che oggi fatica un po' più del solito per venire a griffare questo